Tutti siete nel salone di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e oggi è il caso di dire che ci immergiamo in un sistema che è quello della subacquea, che fino a poco tempo fa era visto come un'immagine quasi futuristica, ma come sapete tutti è invece diventato un asse strategico a livello globale. Quindi in questo contesto l'Italia ha deciso di giocare un ruolo da protagonista con l'istituzione del Polo nazionale della dimensione subacquea. E questo frutto della sinergia fra tre ministeri, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, in collaborazione naturalmente con la Marina Militare. Tre sono gli obiettivi fondamentali che vale la pena ricordare. Il primo è quello della sovranità tecnologica. Il termine sovranità, ben inteso, come si dice al giorno d'oggi, vi sblocco un ricordo, perché tutti noi abbiamo imparato cosa significa non avere la sovranità, ad esempio per quello che è stato i dispositivi di sicurezza sanitari 5 anni fa, cioè il fatto di dipendere da un unico fornitore, nella fattispecie era la Cina, con grave peso sui conti economici, perché era un regime di monopolio, e soprattutto quello che ha comportato poi in termini di vite umane, anche perché il primo periodo, ricordo, non c'erano mascherine e certi medici erano costretti con lo scotch a legarsi i caschi con la plastica. Quindi la sovranità è un concetto importante che, declinato sul piano tecnologico, comporta poi delle situazioni di crisi che ben possiamo immaginare, come quelli di dipendere ad esempio da un fornitore, da una nazione che oggi magari ci è amica o quantomeno non amica, ma un domani potrebbe essere ostile. Secondo punto importante obiettivo del Polo, ricordiamolo, è quello invece della salvaguardia della sicurezza delle infrastrutture underwater. Anche qua parliamo di comunicazione e approvvigionamento energetico. In questo caso gli scenari di crisi sarebbero altrettanto gravi. Terzo punto e terzo obiettivo, che guarda soprattutto al futuro, è di fronte a queste possibilità, opportunità che ci offre la tecnologia, di individuare e scoprire nuove risorse nell'ambiente sottomarino. Quindi tre obiettivi importanti ai quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha deciso per prima in Italia di collaborare con il Polo. Ecco, questo non è un caso per due motivi. Il primo, perché questo corrisponde a un indirizzo preciso della Giunta e dell'amministrazione regionale del Presidente Federica. Il secondo, perché la Regione comunque ha un primato nazionale per quel che riguarda la presenza sul territorio di parchi tecnologici e di centri di ricerca. Quindi con questo vantaggio la Regione è pronta a collaborare e poi sentiremo anche quali che saranno i risultati di questa collaborazione. E qui infatti siamo proprio oggi per raccontare, per fare un po' il punto nave, diciamo, per restare nell'ambiente marittimo, di quello che è stato questo primo anno di lavoro del Polo, che è stato istituito nel 2023, e quelle che sono soprattutto le prospettive future che abbiamo davanti come nazione e come sistema economico. Quindi, fatta questa premessa, adesso io non ho un grande rapporto con i nomi, però questo nome assolutamente devo ricordarmelo, essendo un dipendente, cioè di chi ha guidato per la Regione l'amministrazione in questo rapporto con il Polo, in questo programma, cioè l'assessore regionale Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, che invito sul palco. Grazie. Inizio dicendo buongiorno a tutti e dicendo benvenuti nella nostra città, che come potrete vedere è impavesata da quella che è la regata più grande del mondo, ma questo è un piccolo particolare, ma che in realtà vi racconta all'interno di tutti gli eventi che accompagnano questa regata qual è il grande rapporto di Trieste con il mare. È sempre stato un rapporto non statico, evidentemente, è sempre stato un rapporto di scoperte, è sempre stato un rapporto con valenze geopolitiche strategiche rispetto prima alla sua collocazione all'interno dell'impero austro-ungarico e poi come porto più a nord dell'Adriatico di connessione stretta con tutto quello che era il nord, il centro e l'est Europa durante
la cortina di ferro e dopo. Trieste ha riscoperto nel corso degli ultimi anni un rapporto con il mare molto più stretto, non legato solo a tutto il settore navale nautico, non ha riscoperto solo pezzi della sua storia, ma ha deciso di essere soggetto, promotore, attuatore, come ovviamente capoluogo di regione Friuli Venezia Giulia, di quella che è una visione strategica all'interno della quale la regione Friuli Venezia Giulia vuole inserirsi. Ovviamente porto i saluti del Presidente Fedriga, perché il Presidente Fedriga all'interno di questo contesto e di queste scelte strategiche legate sicuramente a tutto il tema della sovranità nazionale, ma anche quello dell'innovazione tecnologica, ma anche quello semplicemente legato all'idea di essere precursori di percorsi, ha sempre non solo sposato ma accompagnato in maniera fattiva tutte quelle che sono state le azioni di sistema che la Regione ha cercato di costruire nel corso di questi anni. La Regione Friuli Venezia Giulia è una regione di eccellenza, è uno dei strong innovator, abbiamo enti di ricerca scientifici e un sistema molto forte, abbiamo un rapporto non solo in questo caso a livello ministeriale con il Ministero degli Affari Esteri, quello dell'Università e della Ricerca Scientifica, con il Ministero delle Infrastrutture e con evidentemente il Ministero del Made in Italy, proprio a testimonianza che da sempre il sistema della ricerca in Friuli Venezia Giulia ha avuto come obiettivo quello della connessione stretta con il sistema produttivo e il sistema economico. Io mi permetto, ma lo facciamo a un anno di distanza, intanto di ringraziare l'ammiraglio Nervi e di dargli il benvenuto per il lavoro che nel corso di quest'anno è stato fatto. Abbiamo sottoscritto un anno fa, prima e al momento mi risulta forse unica regione in Italia, l'accordo con il Polo Nazionale della Subacquea per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze scientifiche, ma anche quelle che sono le nostre eccellenze dal punto di vista produttivo e del nostro sistema economico. E l'abbiamo fatto, ripeto, in quella che è una visione di sistema, che è fatta di tanti tasselli. Venendo qua, e poi fatevi un giro, in Piazza Unità mi sono fermata a guardare la coppia del battiscafo Trieste. Per chi non è triestino, forse si conosce una parte della storia dei fratelli Picard, non si conosce tutta, dei fratelli, del padre e del figlio Picard, ma non si conosce tutta. Il padre è stato il primo che ha visto la curvatura della Terra dalla stratosfera, quindi ha deciso di sfidare l'ignoto e di sfidare il cielo. Il figlio ha costruito il battiscafo Trieste, di cui voi ora trovate qui una copia, è stato poi venduto agli Stati Uniti a proposito di sovranità e di strategia, e ha raggiunto il punto più basso mai raggiunto nell'oceano. È un dato che per Regione Friuli Venezia Giulia è importante. È importante perché noi stiamo agendo con il Polo Nazionale della Subacquea, stiamo modificando sostanzialmente il cluster. Noi abbiamo iniziato con un cluster legato solo al mare, abbiamo deciso di occuparci o di chiedere al cluster di occuparsi con la partecipazione di soggetti importanti a livello nazionale, anche ovviamente dell'aerospazio, che è un altro dei punti importanti, che è un altro degli obiettivi che ci stiamo dando, è di occuparsi delle nuove energie. È un tema legato sicuramente all'idrogeno, una scelta importante che questa regione assieme al suo sistema scientifico ha fatto sul tema energetico, che però gli esperimenti dei Picard ce lo dimostrano, in realtà non fa altro che ad andare ad analizzare
e ad affrontare le sfide che inevitabilmente abbiamo davanti a noi. In fondo Trieste è la città dell'OGS, è la città di collegamento stretto anche grazie al Ministero della Difesa con l'Antartide, è uno degli spazi di scoperta e di visione che accompagna anche in questo caso non solo le strategie geopolitiche ma anche le strategie economiche. Trieste ha scelto di farlo anche perché l'accordo intendo con il Polo Nazionale della Subacquea, anche perché l'Adriatico, e torniamo sempre un po' nella storia, ha bisogno di infrastrutture strategiche che gli restituiscano all'interno di quello che ormai è chiuso, è quasi chiuso da un lato e dall'altro sta subendo anche la situazione dei conflitti, di quello che è un grandissimo lago che è il Mar Mediterraneo e che ha sempre più bisogno di trovare sbocchi attraverso altri percorsi logistici. Dicevo, tutto questo fa parte di quello che è la nostra visione rispetto non a un pianeta inesplorato come molto spesso viene definito il mare, ma rispetto a quello che per noi è un continente inesplorato. È un continente che non è ancora emerso, è un continente che ha bisogno di infrastrutture strategiche, è un continente in cui la multidisciplinarietà del mondo della ricerca può trovare reale applicazione. Pensiamo solo al fatto che sotto il nostro mare passa il 98-95% di quelle che sono le infrastrutture strategiche legate all'energia, e Guido Galetto puntualmente all'inizio ha ricordato un aspetto, ma passano tutte le infrastrutture strategiche dal punto di vista digitale. E allora ci attacchiamo ovviamente alla cyber security, alla comunicazione quantistica, all'importanza del porto di Trieste, che comunque rimane il porto più importante dal punto di vista dei traffici a livello nazionale, che ci deve fare da un lato riflettere, dall'altro proiettarci nel futuro. Assieme a questo, e la vedo in sala, stanno lavorando ovviamente con il supporto della Regione. Vedo in sala la professoressa Pedicchio sulla candidatura al KIC sul tema dell'acqua. È una storia d'amore il rapporto tra Trieste e l'acqua, e in questi giorni di Barcolana ho avuto più volte modo di dire che Trieste o è il suo mare o non è, e questo è un dato strategico non solo per la nostra città e per tutti coloro che qui vivono, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia e l'intero estremo lembo orientale d'Italia, in questo quadro importante di sovranità tecnologica e di conoscenza strategica e di ricerca in campi strategici che ci permettono di entrare nel futuro. Per cui ringrazio la dottoressa Segatti, ma poi la sentirete parlare, che vi racconterà di che cosa in quest'anno abbiamo fatto, di come è stato costruito questo percorso e di quello che è il rapporto che la Regione Friuli Venezia Giulia, e lo ribadisco, ci tiene in maniera particolare ad avere con il Polo Nazionale della Subacquea. Benvenuti a tutti e buon lavoro e grazie. Dovendo lottare contro il tempo, allora io passerei subito a dare la parola all'ammiraglio Cristiano Nervi, direttore del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare Italiana della struttura operativa del Polo. Si avvarrà delle slide nel corso del suo intervento, prego quindi a intervenire. Grazie. Buongiorno a tutti, sono onoratissimo di poter rappresentare il Polo Nazionale della Subacquea in questo bellissimo contesto, in questa sala meravigliosa, in questa città elegantissima. Ringrazio l'assessore Rosolin per
l'invito, ringrazio l'assessore Rosolin per tutto quello che ha fatto. Quando il polo era praticamente appena nato, ricevere il supporto del Friuli Venezia Giulia è stato determinante, perché non eravamo ancora sicuri di quello che saremmo diventati, se saremmo cresciuti, se avremmo ottenuto dei risultati, non lo sapevamo. Il poter dire il Friuli Venezia Giulia ci sostiene, crede in noi, vede nel Polo Nazionale Subacqueo un'opportunità per le sue imprese, è stato determinante, ci ha dato una grande forza, è stato davvero importante, per cui la ringrazio veramente tantissimo, ringrazio la dottoressa Chetti Segatti per le 1000 cose, veramente le 1000 cose che ha fatto. Abbiamo lavorato in maniera veramente stretta con il mio staff per rendere semplice un qualcosa che non è estremamente semplice, mettere in atto un accordo, sfruttare fondi. Non mettere in atto fondi non è proprio semplice nella pubblica amministrazione. Loro sono stati bravissimi, hanno lavorato con tempi veramente estremamente contenuti che non sono la norma nella pubblica amministrazione. Un ultimissimo ringraziamento doverosissimo al dottor Ciardiello, che è il membro della governance del Polo Nazionale della Subacquea, rappresenta il Ministero dell'Università e della Ricerca ed è poi il regista di tutto questo. Ha pensato forse, ha originato, ha fatto in modo, insomma, dall'alto della sua esperienza, che tutto questo avvenisse. Credo che sia una cosa veramente importante e molto bella sia per il Polo che per la regione Friuli Venezia Giulia. Bene, il Polo Nazionale della Subacquea nasce nel dicembre del 2023 con uno scopo ben preciso: sviluppare tecnologie in ambito nazionale, strettamente nazionale, per poter operare in maniera compiuta nell'ambito della dimensione subacquea. Operare nella dimensione subacquea, dove ora non si opera o si opera con grandissima difficoltà, significa aprire a molte possibilità, significa poter sviluppare attività nell'ambito della ricerca, sviluppare attività nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente marino, sviluppare attività nell'ambito dell'ingegneria subacquea, significa, fra le altre cose, poter avere accesso a risorse fondamentali che in questo momento sono completamente inaccessibili. Ed è importante arrivare per prima a queste risorse, perché se ci arriviamo noi potremmo usufruirne e al contempo anche avere un occhio di riguardo per quanto riguarda l'ambiente. Questo potrebbe non valere per altre nazioni che sono certamente nostre concorrenti in questo contesto. Guardate, è impressionante pensare che negli abissi marini troviamo 20 volte le risorse naturali, le risorse minerarie che in questo momento sono presenti sulla Terra, in parte perché già abbondantemente sfruttate e in parte perché la superficie marina è il 70% del globo terrestre. Quindi per una mera questione di proporzioni la dimensione subacquea rappresenta una grandissima opportunità. Chi dispone delle tecnologie per dominarla, per poter operare in tale ambito, ha a disposizione questo. E in questo contesto, dove l'evoluzione tecnologica richiede materie prime, ebbene, in questo contesto è fondamentale avere questa possibilità e averla per primi. C'è un altro aspetto fondamentale che è stato accennato in precedenza: la difesa delle infrastrutture subacquee. Noi dipendiamo tantissimo dalle infrastrutture subacquee, dorsali, cavi, energia, gasdotti. La gran parte dell'approvvigionamento energetico dipende da 3 gasdotti dell'Italia. Strade e cavi. Recentemente c'è stato un incidente che ha privato la Scozia del Nord di internet per qualche giorno, del collegamento dati. Per qualche giorno non ha funzionato niente, assolutamente niente. Non è stato possibile fare transazioni bancarie, non è stato possibile accedere al telefono, non è stato possibile guardare la televisione. I danni che si possono fare sono incredibili. Pensate in un contesto del genere di trasporlo in Italia, in una regione più ampia, in una situazione più ampia che riguarda molte più persone. Sarebbe devastante, come sarebbe devastante, immaginate, il danneggiamento contestuale dei 3 gasdotti. Approvvigionamento pressoché nullo di energia. Saremmo veramente in difficoltà. E attenzione perché
perché sono dati recenti, quasi il 50% dei danni, allora circa l'80% dei danni che avvengono alle infrastrutture subacquee sono di origine antropica, alcuni casuali, pesca, ancore trascinate, situazioni di questo tipo, ma nel 50% dei casi non sappiamo di cosa si tratta. E avete visto cosa è successo nel gasdotto del Mar Baltico, e cosa sta succedendo un po' dappertutto. C'è un sistema di difesa, di scoperta norvegese che è stato trascinato via, letteralmente trascinato via, sparito, e proprio portato via, come se qualcuno avesse voluto prenderselo per vedere come era fatto e magari fare attività di reverse engineering. Quindi questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo, e questo per dare la sensazione di quanto velocemente ci dobbiamo muovere, di quanto sia importante la rapidità in quello che stiamo facendo. Il Polo Nazionale Subacquea e la Regione Friuli Venezia Giulia si muovono con frenesia in tale contesto. Credo che sia il termine più corretto. Avanti, Ilaria, grazie. Perché è così complicato operare nella dimensione subacquea? Scusate, devo fare questa puntualizzazione perché a volte non è così immediato. È perché sott'acqua non passano le onde elettromagnetiche, quindi è impossibile comunicare, o comunque è estremamente complicato farlo. È impossibile trasferire dati internet, c'è la pressione. Operare a 3000 metri significa essere oppressi da una pressione di 300 kg su centimetro quadro, quindi chiunque lo faccia deve contrastare questa pressione che richiede quindi dimensionamenti particolarmente spinti. Muoversi sott'acqua richiede energia, l'acqua è densa, quindi si consuma tanta energia che non si può reperire sott'acqua, e poi navigare è complicato, non c'è il GPS, non c'è il radar, sì c'è il sonar ma non ha le prestazioni del radar, quindi è difficile sapere dove si è, qual è la posizione reciproca degli altri mezzi, cosa si ha intorno e dove si va a sbattere. Tutto questo sott'acqua non è possibile, perché non esistono ancora le tecnologie per poterlo fare. Tutto ciò che è normale sulla superficie dell'acqua, tutto ciò che è normale nello spazio, assolutamente non lo è nella dimensione subacquea. E quindi, viste le esigenze, è cominciata la corsa alla dimensione subacquea, con 65 anni di ritardo nei confronti dello spazio, ma con le stesse dinamiche, esattamente con le stesse dinamiche, che con qualche differenza. Lo spazio in questo momento è conteso, esattamente come lo sarà la dimensione subacquea, è congestionato come probabilmente lo sarà la dimensione subacquea. Sono tutti e due ambiti estremamente competitivi, e con netto anticipo la dimensione subacquea si sta dando una regolamentazione. C'è un decreto legge recentemente promulgato che incomincia a normare le attività della dimensione subacquea. Hanno certamente in comune gli investimenti che stanno crescendo a dismisura. Si prevede che gli investimenti nell'ambito della subacquea entro il 2030 raggiungano i 400 miliardi di euro. Avanti, Ilaria. Dove stiamo? Siamo alla Spezia. Siamo alla Spezia e utilizziamo le infrastrutture del centro di supporto e il personale del centro di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare, quindi è una struttura militare della Marina, è personale della Marina, ma per adesso, perché il polo non è Marina, avanti, il polo ha tantissime anime, intanto dipende da 3 ministeri, che sono diventati recentemente 4, che sono il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Industria e del Made in Italy, il Ministero del Mare e il Ministero della Difesa, ovviamente, me lo stavo dimenticando. C'è l'industria, c'è AIAD, c'è Difesa Servizi, e poi c'è un rappresentante della conferenza dei presidenti degli enti di ricerca e un rappresentante del comitato dei rettori delle università italiane. Quindi la governance è estremamente variegata, e questo è un vantaggio incredibile perché ci consente di prendere decisioni rapide, coordinate. È veramente un modus operandi che favorisce la rapidità di decisione e offre la possibilità di operare veramente in maniera concreta e con grande rapidità. Avanti. La missione è stata accennata, sovranità nazionale. Le tecnologie devono essere sviluppate in Italia. Io dicevo prima, non ho mai fatto ricerca, è la mia prima esperienza in tale ambito, ma vengo dalla manutenzione navale. Avere a che fare con l'industria nazionale è un problema, ce lo possiamo e ce lo dobbiamo dire.
È difficile che qualcuno risponda al telefono se si ha la necessità di approvvigionare o un guasto, un'avaria, chiamando aziende non nazionali. Le aziende nazionali hanno un altro approccio e poi è fondamentale disporre di queste tecnologie, svilupparle in ambito nazionale e poi eventualmente un domani condividerle con il resto del mondo, ma seduti a un tavolo dove si hanno delle carte da giocare e non subendo la controparte. Il nostro obiettivo è un obiettivo tecnico, è ricercare l'Underwater Situational Awareness, questo è un termine tipicamente militare che dice questo: dobbiamo realizzare un sistema di controllo che ci fornisca l'informazione di cosa si muove sott'acqua, che lo faccia in tempo reale. Dobbiamo sapere che cosa succede sott'acqua, chi si muove, chi è e dov'è e dove sta andando. L'altro oggetto, l'altro assetto che dobbiamo assolutamente sviluppare è un mezzo che consente di fare una molteplicità di attività, che ci consente di fare ricerca, che ci consente di prelevare materiali dai fondali marini, che ci consente di pattugliare le infrastrutture strategiche, quindi scopi militari, che ci consente di fare tutta quella serie di operazioni, sostituendo semplicemente il payload, lo zainetto, di fare tutta questa molteplicità di operazioni senza che ci permetteranno di dominare la dimensione subacquea. Che cosa abbiamo fatto in questi 2 anni scarsi di lavoro? Intanto abbiamo cercato di capire quali fossero i gap tecnologici nell'ambito dell'underwater, e già questo è stato un problema, perché la situazione della ricerca nell'ambito della dimensione subacquea era estremamente frammentata e non si riusciva a capire esattamente a che punto fossimo, per cui abbiamo individuato 2 obiettivi, quelli che vi ho appena citato, il veicolo e il sistema di controllo, su cui orientare tutte le imprese e tutte le università nazionali. Tutti non si muovono più in ordine sparso. Adesso sanno qual è la direzione che è stata intrapresa dalla componente governativa che si occupa di Underwater. Dopodiché abbiamo promosso 18 bandi di ricerca e sviluppo. L'abbiamo fatto in 18 mesi. Si tratta di bandi, l'importo complessivo sono 115 milioni di euro e si tratta di bandi cofinanziati al 50%, quindi la sfida iniziale è stata quella di convincere le imprese a cofinanziare delle progettualità alle quali, prevedendo dei risultati che dovevano essere raggiunti in tempi estremamente brevi, che non erano assolutamente normali per la ricerca. Noi in 2 anni chiediamo sempre la realizzazione del dimostratore tecnologico in ambiente reale. Questo è qualcosa di assolutamente nuovo che non è stato facile far accettare inizialmente alle imprese. Adesso però le imprese addirittura anticipano la consegna perché si sono rese conto dell'importanza della velocità, della rapidità di esecuzione. Abbiamo fatto dei bandi che sono molto particolari, ci tengo a sottolinearlo perché uno dei nostri obiettivi era quello di coinvolgere molto le PMI e le università, quindi all'interno dei nostri bandi c'era una fortissima premialità e le compagini che si sono formate, che hanno aderito ai nostri bandi, che stanno portando avanti i nostri progetti, sono caratterizzati da una fortissima presenza sia di PMI che di università. Va avanti Ilaria, grazie. Il primo obiettivo, ve lo dicevo prima, un sistema di controllo, ha una particolarità, si basa sui cavi che trasportano cavi fibra ottica che trasportano dati. Perché? Abbiamo rinunciato all'idea di trasportare l'informazione da meno 3.000 metri a 0. L'informazione verrà trasportata con la fibra ottica contenuta in questi cavi, che hanno anche un'altra particolarità, che è una particolarità della fibra ottica, possono funzionare come sensori. Quindi il cavo di fibra ottica può dare l'informazione che qualcosa si sta muovendo in prossimità dello stesso. Quindi le dorsali cavi esistenti, le dorsali cavi future, avranno questa doppia possibilità, tripla: svolgere il loro mestiere di trasferire dati, funzionare come sensore e, terzo, trasferire l'informazione a terra in maniera tale che possa essere disponibile su qualunque schermo di centrali operative militari o civili.
Quelle sono le compagini che si sono formate, non si vede bene, però in verde ci sono le grandi imprese, in blu ci sono le piccole e medie e in grigio ci sono le università. Questo per darvi la sensazione di quante piccole e medie imprese hanno partecipato ai nostri bandi e sono presenti nelle compagini che stanno portando avanti questi progetti. Non le leggete, però le grandi sono Saipem, Fincantieri, Leonardo e Sparkle. Se non riusciamo a mettere a terra, anzi a mettere in mare questo progetto con queste aziende, con il livello di queste aziende, probabilmente non credo penso che dovremmo rinunciare all'impresa. E non vi leggo le piccole e medie imprese, per le PMI, perché la rappresentanza è veramente di livello elevatissimo. Non vedete cerchiato in rosso, probabilmente perché è troppo piccolo, quando saranno disponibili i dimostratori tecnologici. L'anno prossimo. Noi siamo nati nel 24 di fatto, abbiamo incominciato a operare nel 24, i dimostratori tecnologici saranno in mare, pronti per essere testati nel 2026. Vi assicuro che questo non è comune per la ricerca. Nel 27, fine 26, inizio 27, completeremo i test e poi per i progetti, quelli strategicamente più importanti, e questo lo è, andremo a procurement, cioè la Marina finanzierà la realizzazione dei primi assetti che verranno opportunamente dispiegati dove riterremo più importante che succeda. L'altro nostro obiettivo è il mezzo subacqueo. Il mezzo subacqueo, correggimi se sbaglio Stefano, il mezzo subacqueo ce l'abbiamo, abbiamo scoperto di averlo perché lo produce Saipem, un'azienda che ha stabilimenti in Friuli Venezia Giulia, è un oggetto eccezionale che Saipem ovviamente nello svilupparlo, nell'integrando i vari componenti, ha realizzato anche della componentistica, ha realizzato degli algoritmi che lo fanno funzionare e lo rendono uno degli oggetti più interessanti nel panorama mondiale, però alcuni componenti non sono nazionali. Alcuni componenti molto importanti non sono nazionali, il sonar non è nazionale, il sonar è UK, il manipolatore non è nazionale, è Saab, quindi svedese, la batteria è canadese, correggimi se dico conto su di te, il propulsore addirittura è americano. Chiaramente come polo nazionale della subacquea noi non potevamo accettare il concetto di poter dipendere dal sonar, addirittura dal propulsore. Il propulsore noi che abbiamo la Ferrari e la Ducati, non potevamo accettare l'idea di non sviluppare delle progettualità in ambito nazionale. L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto dei progetti che riguardavano proprio quegli oggetti. Quelle sono le compagini che hanno aderito. Vedete, grossa presenza di PMI, grossa presenza di università. Ma non solo, che cosa è accaduto? È accaduto che le aziende, le università hanno accettato la sfida di sviluppare delle tecnologie già presenti a scaffale all'estero. Non solo, ma hanno accettato la sfida di far sì che queste tecnologie fossero più performanti del 20%, in maniera tale da essere un domani competitive con il resto del mondo. Questo è stato, devo dire, una grossa scommessa del Polo che ha funzionato. Le aziende hanno aderito, non solo, ma con gli ultimi bandi, avanti, che sono questi, con gli ultimi bandi noi siamo andati oltre, abbiamo chiesto alle aziende che non avevano mai operato nell'ambito dell'underwater di partecipare ai nostri bandi. Abbiamo ricevuto 72 proposte di partecipazione ai nostri progetti e gran parte di queste aziende, la maggioranza di queste aziende, non hanno mai operato nell'ambito dell'underwater. Cioè, per esempio sul sonar, faccio un esempio, sul sonar ha applicato come capofila Elettronica, che è una società che si è sempre occupata di guerra elettronica, ma non ha mai fatto sonar. Ha applicato Rina Consulting, hanno applicato realtà che veramente non hanno mai... sul propulsore, questo è fantastico, perché hanno applicato proprio le aziende a cui facevo cenno prima, hanno applicato le aziende dell'indotto Ferrari, dell'indotto di Luna Rossa per i materiali, dell'indotto
Ducati. Questo è stata una grandissima soddisfazione, perché non era assolutamente scontato a priori. Quindi abbiamo creato un ecosistema di 251 operatori economici. Sono tanti, sono importanti, non avete la possibilità di leggerli, però ci sono ben 175 PMI. E vi posso assicurare che una grossa percentuale di queste, che sfiora il 50%, certamente superiore al 40%, non avevano mai operato nell'ambito dell'underwater. Quindi le aziende hanno capito, le università hanno capito l'importanza della dimensione subacquea, hanno capito che è il futuro, hanno capito che ci sono praterie da percorrere, le istituzioni hanno capito che è strategico. C'è una convergenza molto forte, indubbiamente c'è una convergenza molto forte, e questo è chiaramente la dimostrazione più evidente di quello che sta succedendo in tale contesto. Avanti. Ho quasi finito. Solo per dirvi questo, una particolarità del Polo Nazionale Subacquea è la seguente. Tutti i nostri bandi, tutti i nostri progetti prevedono che l'attività sperimentale si svolga presso il centro di San Bartolomeo. Quindi noi mettiamo a disposizione delle aziende, delle università, dei uffici, i nostri laboratori, le nostre officine, la possibilità di lasciare i nostri mezzi presso di noi e il supporto per fare l'attività di test in mare. Quindi mettiamo a disposizione i mezzi della Marina Militare. La Marina Militare contribuisce con tutti i suoi mezzi, contribuisce col suo personale, contribuisce con le sue navi a svolgere l'attività sperimentale. Quindi l'attività sperimentale sarà veloce, sarà rapida, sarà organizzata e sarà efficace. Noi avremmo la possibilità di verificare immediatamente quali sono i risultati che vengono ottenuti, le tecnologie che vengono raggiunte. Non è poco. Un conto è farsi raccontare che si è capaci di mettere a mare la tecnologia X. Un conto è constatarlo di persona. Stiamo anche realizzando un'area di test che sarà un unicum. Abbiamo sempre Saipem, oggi Saipem viene citata spesso. Abbiamo appaltato a Saipem la realizzazione di un progetto di un'area di test a meno 250 metri, che è fondamentale, perché a meno 250 metri si realizzano le condizioni abissali. Non esiste qualcosa del genere, quindi immaginate poter provare in ambiente veramente reale tutte le progettualità che stiamo portando avanti. È veramente un cambio di paradigma notevolissimo, non mi risulta che ci sia qualcosa del genere, perlomeno in Europa. Il tutto accoppiato con un sistema di simulazione che renderà possibile quindi limitare l'attività a mare grazie al simulatore, validare i modelli in acqua, ma soprattutto darà la possibilità di vedere in tempo reale quello che succede sott'acqua, che è la grossa difficoltà dell'operare nell'underwater. Avremo la possibilità di vedere in tempo reale, in real time, i test che stiamo portando avanti. Concludo per dire soltanto questo. La mia divisa, le nostre divise possono diciamo, dare la sensazione che stiamo parlando di applicazioni che sono quasi completamente militari. Non è così. Non l'ho fatto io quello studio l'ha fatto PricewaterhouseCoopers e sostanzialmente elenca tutte le possibilità, tutte le attività che possono essere svolte nell'ambito dell'underwater. Quelle militari sono una minima parte. Sviluppare le tecnologie che stiamo cercando di portare avanti è fondamentale soltanto in parte per la difesa, ma lo è soprattutto per 1000 attività che possono essere utili alla nazione a 360 gradi. Credo di aver completato, vai avanti. No, l'accordo, brevissimamente, poi lascerò a Ketty di parlarne in maniera più compiuta, però è stato fondamentale. Io ringrazio ancora la Regione Friuli Venezia Giulia. L'accordo è molto semplice. Le aziende che il Friuli Venezia Giulia contribuisce a finanziare le attività delle aziende che partecipano alle progettualità del Polo e operano in Friuli Venezia Giulia. È geniale, voglio dire, è qualcosa di fantastico, perché questo significa veramente supportare
la ricerca, supportare lo sviluppo delle aziende e delle università nel proprio. L'elenco non è completo perché stiamo ancora valutando tutte quante le proposte del terzo bando. Quindi è un qualcosa che speriamo di poter ripetere con altre regioni, è un qualcosa a cui francamente non avevamo pensato come polo della subacquea, e credo che sia veramente una soluzione importante da perseguire, spero anche con altre regioni. Spero che le altre regioni si sbrighino, sono decisamente molto in ritardo. Avanti, un brevissimo riassunto: 18 bandi di ricerca e sviluppo in 18 mesi, un ecosistema di oltre 250 realtà e un centro di test che renderà possibili i test difficilmente realizzabili in altri contesti con tempi contenuti, e offrirà anche la possibilità a aziende e università di integrarsi e di avere un contatto diretto con l'end user. Anche questo è un aspetto certamente non trascurabile. Ho veramente finito, vi lascio credo con questa frase bellissima che mi porto dietro, che è del sottosegretario di Stato Matteo Perego di Cremnago, che in tempi non sospetti, a 3 mesi dalla nascita del polo, parlò della Palo Alto italiana di San Bartolomeo, facendoci ridere un po' tutti quanti, però noi l'abbiamo preso come un augurio, l'abbiamo preso bene, ci siamo impegnati molto e credo che stiamo realizzando tutti insieme, tutti i ministeri, tutti i componenti della governance, tutte le aziende, le università e la Regione Friuli Venezia Giulia, stiamo realizzando qualcosa di importante e che è importante per quello che può portare la nazione. Vi ringrazio. Vorrei ringraziare l'ammiraglio per 2 motivi: uno per l'efficacia del suo intervento, che ci ha fatto capire abbastanza bene, credo, la strategicità del polo, e soprattutto il lavoro che è stato svolto fino adesso in un tempo relativamente breve. Si sono conseguiti già dei risultati importanti, e chi meglio dei nostri relatori alla tavola rotonda sono i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli enti di ricerca, i rappresentanti delle aziende private che adesso si confronteranno con noi. C'è un microfono, adesso darò la parola al primo relatore, che dovrà essere attivato con un tasto, e ci confronteremo sui risultati, ma anche su quello che naturalmente è la visione futura. Iniziamo con i nostri vicini di casa, chiamiamolo così, quindi Gabriele Maria Caffaro di Fincantieri, Executive Vice President Underwater, al quale chiederemo qual è la strategia di Fincantieri nella fattispecie per quel che riguarda il settore underwater e come è stato il rapporto con il polo. Prego. Grazie. Diciamo che, seguendo l'intervento dell'ammiraglio Nervi, la strategicità del settore è stata spiegata in maniera molto chiara, e dal punto di vista istituzionale della ricerca e della ricerca applicata, no? Si parlava anche di arrivare rapidamente a dispiegare questi mezzi. Fincantieri ha raccolto da una prospettiva industriale questa centralità di questo progetto e si pone l'obiettivo di essere l'orchestratore di queste tecnologie nell'ambito di questo dominio. Per quale motivo? Perché evidentemente è evidente da quello che si diceva che la pluralità di tecnologie, la pluralità di applicazioni, come accennava l'ammiraglio prima, la difesa è una delle applicazioni. Queste sono tecnologie che nascono dual use, che avranno applicazioni civili e che sono tese da una parte alla protezione, da una parte alla performance, alla manutenzione, come Saipem sa benissimo, ma dall'altra anche allo sviluppo. Si è parlato di risorse minerarie, ma ci sono anche enormi prospettive di sviluppo dal punto di vista del deployment di nuovi, ad esempio, cavi di fibra ottica. Ce ne sono da fare tantissimi, e le tecnologie, il possesso di queste tecnologie può consentire di spiegare questi asset in maniera più efficace, più distintiva, o con caratteristiche diverse. Tutto questo, tornando a Fincantieri, che cosa significa? Significa che noi abbiamo ritenuto ormai da tempo, perché ci si sta lavorando
da un paio d'anni che fosse necessario qualcuno che si portasse sulle spalle l'integrazione, la federazione di tutte queste tecnologie, affinché queste tecnologie rappresentassero sia in ambito militare che in ambito civile delle soluzioni per poter applicare tutti i sistemi. Quindi si pensi al fatto che per proteggere un'infrastruttura di carattere subacqueo sarà necessario mettere in campo una pluralità di tecnologie, dalle barriere idrofoniche di cui si parlava prima, quindi tutto il tema degli early warning system, gli sciami di droni che debbono rilevare o osservare tutto ciò che c'è nello specchio d'acqua su cui insiste l'infrastruttura, e a mezzi di superficie che comunque saranno necessari, o manned come mothership o unmanned, per poter, diciamo, in qualche maniera espandere l'endurance dei mezzi. Ecco, è necessario che qualcuno si porti sulle spalle, diciamo, la capacità di integrarle, di orchestrarle queste tecnologie, e che quindi sviluppi, come era stato anche accennato prima, un sistema complessivo di comando, controllo e gestione di tutto questo, in modo tale che questi dati vengano interpretati, sia possibile prendere decisioni, sia possibile intervenire, e questo è un percorso che stiamo intraprendendo. Grazie. Grazie. Adesso la parola invece, diciamo, al privato. VSense, un'azienda del territorio, si citava prima il rapporto del polo con il territorio e anche il ruolo della regione. Ecco, voi siete anche coordinatori di un progetto, partecipate ad altri 3. Qual è stata la vostra esperienza? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi solo una piccola premessa su chi è VSense, perché come sicuramente conoscete Fincantieri e Saipem, VSense magari è un nome un po' misterioso. VSense nasce nei laboratori della Sapienza di Roma qualche anno fa. In particolare io do la data di nascita dell'azienda al 2017, perché è quando siamo entrati sul mercato con il primo progetto. Oggi VSense sono circa 80 addetti tra Roma, Norvegia, UK, Francia, Stati Uniti e Dubai. È una realtà, è una deep tech che si è posta l'obiettivo di risolvere il problema, uno dei problemi principali nel mondo dell'underwater, cioè far sì che sia possibile mettere in connessione sistemi eterogenei limitando l'utilizzo dei cavi. Quindi noi ci definiamo la società dell'internet delle cose sottomarine. Quindi abbiamo sviluppato delle tecnologie che permettono di realizzare delle reti di comunicazioni wireless, mutuando quello che c'è in ambito terrestre, ovviamente tenendo conto di tutti quelli che sono i vincoli e i limiti che è l'ambiente fisico dell'acqua. Cioè, oggi la fisica non riusciamo ancora a modificarla, magari fra qualche anno ci riusciremo, ma per adesso dobbiamo far conto con quello che è la complessità di comunicare sott'acqua. Quindi siamo un pochino al cuore di tutte quelle attività che nell'ambito underwater, sia in ambito nazionale che anche in ambito internazionale, in quanto partecipiamo anche a progetti della difesa europea, tutto laddove c'è bisogno di mettere in comunicazione assetti, noi cerchiamo di farlo. Il nostro ruolo nel polo, sicuramente per noi che siamo una PMI è fondamentale poterci sedere al tavolo con le grandi aziende. Noi abbiamo collaborazioni molto strette anche in altri ambiti, sia con Fincantieri che con Saipem da tempo. Abbiamo l'onere e l'onore di coordinare un progetto TARAS, che è il progetto che andrà a realizzare l'infrastruttura di comunicazione underwater a supporto di tutte le iniziative che il polo sta portando avanti, quindi a partire da quello che diceva Meraglio prima, quello che sarà l'area di test, ai sistemi di monitoraggio che stiamo sviluppando a protezione delle infrastrutture critiche. Quindi un ruolo che per noi è cruciale poter partecipare, è cruciale poter portare il nostro apporto, è fondamentale per noi anche per la nostra crescita, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di continuare a fare ricerca per essere sempre un pelino più avanti degli altri. Il mondo delle comunicazioni underwater non è un mondo popolatissimo in termini di aziende che ci lavorano, perché è un mondo molto di nicchia, però è un mondo che sta crescendo in maniera esponenziale, perché sempre di più ci si sta rendendo conto che sott'acqua, se non comunichi, te ne stai nascosto sott'acqua
e non riuscirai mai a fare quello che invece anche prima l'amico Gabriele diceva. Dobbiamo fare sì di poter condividere informazioni provenienti da sensoristiche completamente eterogenee e mettere a disposizione di qualcuno che sia in grado di prendere una decisione per fare qualche cosa. Grazie. Questo è un salone autorevole e mi permetto di salutare anche una presenza autorevole. Abbiamo un ex ministro, Roberta Pinotti, che ringrazio per la partecipazione. Salutiamo. Saipem, prima abbiamo visto nell'illustrazione dell'ammiraglio un piccolo stomarino, credo non fosse, però introduce molto bene il tema sia della collaborazione col Polo e sia quale può essere il futuro. Ecco, Saipem come si colloca nel rapporto col Polo e soprattutto magari se ci può spiegare anche che tecnologie portate avanti. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque Saipem storicamente e tuttora ad oggi effettua in particolare operazioni in mezzo al mare, alle profondità, attraverso navi da costruzione, posa le condotte, quelle italiane che venivano citate prima, sono state in gran parte posate da Saipem. Fin da subito la cosa che io trovo assolutamente vincente è stata la scelta di non dire ho bisogno di andare a grandi profondità, parliamo di fino a 4.000 metri ad oggi, non compro qualcosa che è disponibile o che sarà, ma lo voglio costruire internamente. Questa è stata la scelta ormai decenni fa. Ha portato non solo ad offrire servizi nel mondo civile, dove Saipem è preponderante, uno dei leader a livello mondiale, servizi di costruzione, ma servizi di ispezione, intervento in profondità, di riparazione delle condotte, ma anche nel dialogo con i clienti. E poi devo dire, ringraziando Marina Militare, l'ammiraglio che la rappresenta, un dialogo con Marina Militare ha portato a capire in primis, ed è fondamentale per le aziende, io devo dire soprattutto per le aziende con una presenza industriale particolarmente ingombrante come Saipem, che c'è un business. E questo ha portato nel nostro caso a entrare a fornire prodotti, in questo caso nel mondo della difesa, dal sistema di recupero sommergibili ai droni per il riconoscimento, la bonifica di mine subacquee. Quello che veniva mostrato prima, è uno dei nostri droni per ispezioni autonome fino alle più grandi profondità, uno di una serie che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando. E di questo devo ringraziare appunto Marina Militare, perché ha consentito di vedere qual è il bisogno e qual è l'opportunità. Il Polo Nazionale della Subacquea ci vede sicuramente tra le aziende protagoniste. Siamo coinvolti in 2 dei bandi del primo batch, 3 di quelli del secondo che stanno andando a contratto. Uno è quello che citava il collega Montaldo, Taras, l'altro Similars. Parliamo di, questo è credo la cosa più importante, nel nostro caso portare competenze e soluzioni che noi già operiamo negli abissi da molti anni, portarle per un'esigenza, in questo caso nazionale, di sorveglianza, di protezione delle infrastrutture critiche. Quindi da un'esperienza prettamente civile portare il valore e adattarlo ovviamente a un'esigenza strategica della difesa. E in questo per noi è fondamentale poter collaborare con grandi aziende industriali come Fincantieri per capire qual è l'obiettivo e trovare ciascuno il proprio ruolo, ma poter contare su una filiera che, devo dire, l'ammiraglio giustamente mi tira per la giacca in ogni occasione e fa bene, perché c'è un valore enorme in Italia e spesso aziende molto grandi che lavorano a livello globale fanno fatica a vederlo. E questa è per noi l'opportunità di lavorare insieme, scoprire, a parte le università con cui c'è una collaborazione, voglio dire, da decenni, ma piccole e medie aziende hanno un valore, spingerle, contribuire dando requisiti, portando la nostra esperienza, aiutando, perché è nell'interesse di tutti, nostro in primis, poter disporre di una filiera che ci rende competitivi, che non ci costringe ad andare negli Stati Uniti, dove oggi siamo obbligati perché il mercato è questo,
per non dire in altri paesi dove ovviamente ci sono problematiche di altro genere, quindi è strategico, e l'idea di accelerare e di poter quanto prima fare business, perché questo è l'obiettivo che comunque ci diamo tutti quanti, è essenziale, e questa è la grande opportunità che rincorriamo. Grazie. Grazie a Stefano Meggio, grazie di Saipem. Adesso prima è stato parlato del ruolo della regione autonoma, i primi a collaborare, i primi forse avere l'intuizione anche di coinvolgere le aziende del territorio in maniera diretta, quindi ci sono indirizzi, ci sono quelle che sono diciamo le politiche, poi c'è chi li mette in pratica, e quindi sentiamo adesso la nostra dirigente, la dottoressa Segatti, che ci illustrerà il ruolo della regione nel rapporto col polo. Grazie per la domanda. Il nostro punto di vista è un punto di vista ovviamente istituzionale, è un punto di vista di sostegno delle politiche industriali, delle politiche della ricerca e dell'innovazione, e quindi siamo partiti da questo punto di vista. Far crescere un territorio, quindi dal punto di vista economico anche sociale, vuol dire guardare non solo all'interno del nostro territorio, ma guardare in una dimensione più ampia. E quindi questo è quello che ci ha spinto a ragionare andando oltre la nostra regione. E qui abbiamo trovato subito una convergenza di interessi, l'interesse del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e quindi dei ministeri, di mettere assieme tanti soggetti, farli coordinare per sviluppare il settore dell'economia subacquea. Da parte nostra l'interesse a portare in questo sistema le nostre imprese e i nostri enti di ricerca. Quindi se partiamo da questo punto di vista è facile pensare anche a un modello di collaborazione che, come diceva prima l'ammiraglio, è geniale perché è semplice, è complesso al suo interno, ma è semplice nella logica che sta al di sotto. E qual è la logica? La logica è che noi come Regione ci affidiamo al Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, che ha le competenze per individuare quelle che sono le traiettorie di sviluppo, quelle che sono le tecnologie, per selezionare i progetti, per valutare i progetti. Il nostro compito è quello di supportare finanziariamente i progetti, con la condizione che i progetti che noi supportiamo devono avere una ricaduta sul territorio e quindi devono cofinanziare aziende, università ed enti di ricerca del nostro territorio. Un altro compito nostro è quello di promuovere questa iniziativa sia a livello territoriale con le aziende, con le università, con gli enti di ricerca, per fare conoscere questa enorme opportunità, che è un'opportunità del sistema paese. Ma abbiamo anche un altro compito istituzionale, che è quello di promuovere questa modalità di operare alle altre regioni, perché questo possa diventare un progetto veramente nazionale. Nazionale vuol dire dello Stato, con i 3 ministeri, 4 ministeri, ma anche delle regioni, perché le politiche industriali sono prima di tutto delle politiche territoriali. 2 parole, quindi un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, quindi gli strumenti giuridici ci sono ovunque in tutte le regioni, è la legge 241 del 90, è un accordo che prevede appunto un cofinanziamento da parte della regione ai progetti che vengono finanziati dal polo della subacquea, ove sono presenti università, enti di ricerca e imprese del territorio. Quindi è semplicissimo, ma veramente ha un impatto potentissimo, e credo insomma che questo sia un risultato da promuovere a tutti i livelli. Grazie. Grazie. Come sappiamo c'è un equilibrio delicatissimo fra quello che può essere l'attività, diciamo, produttiva o della scoperta di risorse e quello che è l'ambiente. Giustamente l'ammiraglio prima lo ha ricordato anche, e quindi Massimo Cavaliere, direttore generale Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Questo equilibrio si configura nella collaborazione con il Polo.
Ecco, quali sono i termini di questa collaborazione e se questo equilibrio, insomma, riusciamo a mantenerlo? Sì, grazie. Prima di tutto grazie di avermi invitato in questo contesto meraviglioso. Mi direi che mi trovo tra un contesto molto amichevole di collaborazione sia con la Marina Militare, con l'ambiente della difesa che con l'Accademia e l'industria. La collaborazione con la sezione zoologica nasce da un terreno comune, che è quello di mettere la conoscenza scientifica a disposizione e al servizio della sicurezza, della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, cosa che non è banale per un ente pubblico di ricerca. La sezione zoologica poi è radicata nel tempo, ha oltre 150 anni di storia, è tra i più antichi enti di ricerca al mondo. In quale contesto? Nel contesto delle competenze del mare. E qua vorrei un attimo far riflettere tutti quanti. Abbiamo parlato di comunicazioni subacquee, abbiamo parlato di piattaforme subacquee, ma attenzione, non dimentichiamoci dell'ambiente in cui ci troviamo, il mare. Io mi ricordo all'università quando i nostri docenti, per spiegarci le formule matematiche, io sono un aerospaziale, e ci dicevano: consideriamo il fluido in cui ci muoviamo un fluido perfetto, perché altrimenti non sarebbe stato possibile spiegarci le formule, le cose. Noi non ci muoviamo in un fluido perfetto. Così come l'aria, anche il mare va conosciuto molto bene. E c'è un altro aspetto: quello che conosciamo oggi domani mattina può cambiare. Quindi il monitoraggio è fondamentale, perché altrimenti le comunicazioni, l'incremento di salinità di mare, della CO2, scusatemi, ma è molto difficile. E ancora una volta qua il Polo è stato molto lungimirante nel suo comitato direttivo a inserire all'interno un pilastro che è quello della protezione dell'ambiente. Protezione dell'ambiente che, oltre a tutto l'aspetto duale, è un aspetto che, ripeto, noi ci è proprio. Pertanto abbiamo sposato immediatamente questa causa e le nostre competenze nell'ambito della biodiversità, dell'ecologia marina, della genomica ambientale e funzionale, della modellistica degli ecosistemi, oggi si affianca a quello che sono lo sviluppo venuto fuori con il PNRR di infrastrutture che sulla sensoristica e sul monitoraggio hanno speso molto e stanno per essere messe a frutto, ma non solo in un ambiente superficiale, ma soprattutto in quello profondo, e quindi da qui viene la forte connessione con il Polo Nazionale della Subacquea. A questo però non ci si ferma qui, perché abbiamo chiesto al Ministero della Ricerca, che ci ha finanziato, e qua voglio ringraziare Francesco Cerdiello che veramente ha sposato la causa del Polo, un progetto che si chiama Ocean Bio-Sentinel, che in pratica è un progetto che mira a cercare di capire, no? Quelli che sono i percettori da acquisire in mare, sia dal punto di vista chimico, biologico, acustico, perché io posso anche mettere su una rete di sensori che capiscono che un oggetto si sta avvicinando, ma può essere pure una balena, un delfino. Come faccio a capire se c'è uno o c'è l'altro? Se non c'è il biologo, se non c'è l'ecologo, se non c'è lo zoologo, è difficile che si riesca ad avere quegli elementi da inserire nelle reti per poter fare un discernimento di questi elementi. E questo è il ruolo di questo progetto, che oltre ad avere questo elemento di caratterizzazione biologico-chimico acustico, cioè mira a fare data fusion tra i vari sensori, ma a quale fine? Non a duplicare ovviamente quello che perfettamente fa il Polo, ma a creare modelli predittivi. Cioè io ho questi elementi, oggi è così,
che cosa succederà fra 10 minuti, fra 2 giorni, fra un anno, e pensiamo che i trades non vengono solo per le infrastrutture, ma anche dal punto di vista chimico-biologico. Pensate se un soggetto malevolo volesse inserire in un'area vasta degli elementi chimico-biologici che uccidono la fauna marina. Ci sono nazioni che diventerebbero dall'oggi al domani povere, perché non avrebbero più sostentamento. E qua perciò la grande lungimiranza del polo, che offre un quadro tecnologico e infrastrutturale, una grande opportunità di andare a sperimentare presso il sito che ha fatto con le componenti industriali e universitarie che ha potuto mettere su e alimentando quello che è l'interesse delle PMI. Oggi c'è la possibilità di fare questa sperimentazione. Noi come Stazione Zoologica abbiamo sposato e sposeremo sempre di più questa cosa, perché la vediamo innestata nella nostra mission, che ripeto ha oltre 150 anni di storia. Grazie anche per i complimenti, perché per la location nostra, perché da uno che viene da una città splendida come Napoli, dire che oggi si trova in un meraviglioso contesto è un complimento che vale doppia. Allora, chiude questo primo giro l'Università di Studi di Trieste, che ha risposto all'appello, quindi oltre alle aziende di territorio abbiamo anche l'Ateneo Giuliano, Giorgio Sulligoi, professore di sistemi elettrici per l'energia, il ruolo dell'università e soprattutto quanto è stato fatto finora. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, il ruolo dell'università, intanto l'Università di Trieste ha avuto l'opportunità e la possibilità di partecipare a uno dei primi bandi che sono stati elencati prima. Segnatamente ci fu un batch con un argomento legato a energy. Noi lavoriamo in un gruppo che da molto tempo si occupa di applicazioni elettriche navali, gestione energia a bordo, così, quindi abbiamo avuto l'opportunità di entrare in una cordata, provare a raccogliere questa sfida con un po' anche di fortuna. Insomma, il bando è stato vinto, quindi siamo già a valle di una fase 1 consegnata e collodata positivamente, quindi siamo, come dire, pienamente operativi su questo. Facciamo attività legate alle architetture di controllo di mezzi subacquei, alle interfacce, a come si potranno ricaricare fra loro o tramite stazioni fisse, ovviamente il tutto sott'acqua. Quindi da questo punto di vista l'avvio è più che positivo, e anche il ritmo e il timing che questi progetti hanno è assolutamente, per certi aspetti, inedito anche nel panorama di altri tipi di progettualità di ricerca. E questo è sicuramente positivo e interessante. Noi come università, ragionando su questi temi, ci siamo chiesti in primis se avesse un senso discutere di subacquea, nel nostro territorio, in quello che è un po' il nostro ecosistema. La risposta che ci siamo dati è stata ovviamente positiva, ma è una risposta che viene da lontano, cioè non è da trascurare una certa storia. L'assessore Rosolin prima ha citato il battiscafo Trieste, che io tra l'altro ho avuto anche incidentalmente l'occasione di vedere, quello conservato sta al Navy Yard di Washington. Non mi aspettavo di trovarlo lì anni fa. È una storia che non può dimenticare i sommergibili di Monfalcone. Credo che il numero di battelli costruiti a Monfalcone sia un numero ampiamente a 2 zeri. È una storia che nel passato recente ci ha portato circa una decina di anni fa, il collega ingegner Coronella se lo ricorda, a discutere di un progetto che si chiama Made in Italy Goes Deep Sea, quindi un progetto che avviò una mappatura, una messa in rete di anche di aziende e enti di ricerca sul tema delle applicazioni subacquee, molto spinte, molto profonde. Si parlava quindi già una decina d'anni fa di Deep Sea Factory, di Deep Sea Mining, di sistemi autonomi. C'era Saipem ovviamente, oltre che Fincantieri. Quindi è un territorio, c'è un ecosistema che c'è già. Uno dei temi già quella volta era di cercare di mettere a sistema questi soggetti, la parola Made in Italy, e non lasciare magari ad integratori esteri
altri tipi di cantieri piuttosto che di EPC e così via, diciamo di integrare queste aziende che talvolta come aziende italiane andavano un po' in ordine sparso, quindi un tema della messa a sistema, e questo tema adesso Made in Italy, Polo Nazionale ovviamente ritorna, si capisce quanto è strategico. Volevo citare 3 progettualità, 3 idee che abbiamo, diciamo 3 progetti che abbiamo in qualche modo avviato. Allora, uno, sempre proprio con Mare TC, FVG, una mappatura delle realtà che stanno operando su questi temi in modo tale che si possa crescere la lista che faceva vedere prima l'ammiraglio Nervi, ce ne sono, e quindi di nuovo il tema della messa a sistema è certamente importante. Un'altra, e qui in qualche modo mi ispiro all'esperienza che ha Saipem, la base che hanno per fare test qui a Trieste, secondo me una possibile realizzazione di un'area di test potrebbe essere un qualcosa che favorisce una partnership tra pubblico e privato e può risultare attrattivo per aziende o comunque enti che in quella lista ancora non stanno, ma che potrebbero avere, come dire, interesse in questo modo a posizionarsi. Infine, allora noi abbiamo a Trieste l'ingegneria navale che io, diciamo, coordino, abbiamo anche l'ingegneria elettrica, che è un corso che ha più di 60 anni, è stato, diciamo, molto connaturato con le applicazioni di bordo, insegniamo gli impianti elettrici delle navi da molto tempo. Questo corso aprirà nell'anno accademico prossimo, cioè nel 26-27, un nuovo curriculum che si chiama MARBLE, Marine Robotics and Blue Economy, e anche questo viene come risultato di un progetto europeo la cui partecipazione, diciamo, regionale italiana fu un'intuizione, la vedo in sala, della professoressa Maria Cristina Pedicchio, quindi anche questo viene da anni di esperienza e di lavoro. Di solito la professoressa Pedicchio, quando ha delle intuizioni, penso alla nave Laura Bassi all'Antartide, di solito vanno a buon fine, quindi abbiamo cercato di raccogliere questo. Noi apriremo un curriculum internazionale basato su 3 stati, quindi Trieste, Croazia, Università di Zagabria, e Grecia, Università NTUA di Atene, quindi con un programma di studio che prevede che gli studenti ruotino e poi abbiano il 4º semestre di questa laurea magistrale libero per fare tesi tirocinio. Io credo che questo, visto il peso industriale e degli enti che ha il nostro Paese in questa iniziativa Adriatico-Ionico, ovviamente possa essere molto importante, perché si tratta di come dire, formare in un ambiente, diciamo, ovviamente naturalmente votato al mare, e nuove generazioni di professionisti e specialisti esattamente su questi temi. Grazie. Adesso abbiamo pochi minuti, quindi dal digitale passiamo all'analogico, telegrammi. Torno quindi a Fincantieri. La domanda sarebbe, come dire, scontata: 2028 dove saremo col polo, col progetto, ma magari anche un passaggio su quelli che sono i rapporti con le PMI del territorio che ha Fincantieri su questo progetto. Beh, allora, questa è una domanda, adesso la risposta abbiamo promessa telegrafica, però è uno degli argomenti più interessanti anche personalmente per come portare avanti questo progetto. Provo a essere veramente sintetico. Abbiamo parlato della complessità di questo ecosistema, di queste tecnologie particolarmente innovative, di ambienti dove addirittura c'è poca presenza perché stiamo parlando di nicchie. E abbiamo parlato di un progetto industriale dove noi ci vogliamo porre come orchestratore. Allora, questa cosa evidentemente passa per delle cooperazioni dove sono le competenze, e negli ultimi 2 anni la traiettoria è stata questa. Noi abbiamo fatto acquisizioni, quindi abbiamo acquisito Remazel Engineering, tra l'altro è di ieri la notizia di un sistema di rock dumping per la protezione delle infrastrutture, quindi comunque con una visione di questo tipo. Abbiamo acquisito VAS, più sul tema chiaramente difesa. Stiamo creando un team che viene in parte dal civile, quindi la parte oil and gas, e in parte dalla difesa, quindi le competenze critiche che mancavano, che servono anche per riconvertire la nostra azienda IDS in un'azienda che gestisca software. Adesso questi sono i pezzetti che mancano e che in parte abbiamo già fatto. Qui a fianco a me c'è WSense, che diciamo è una deep tech,
ma sicuramente non è ancora un'azienda grande ed è un'azienda nella quale noi abbiamo investito. E noi siamo convinti che per poter realizzare questo progetto abbiamo bisogno di competenze, coraggio imprenditoriale che si deve sposare bene ad un'azienda come la nostra che porta solidità e visione, e per fare questo è fondamentale un modello di partnership con le piccole e medie imprese che non sia, diciamo, bulimico e che non fagociti le aziende. Quindi un M&A gentile, ragionato, di partnership, di accordi, e che preveda la presenza degli imprenditori, di chi ha fondato l'azienda, e che possa garantire anche lo sviluppo e l'entusiasmo che ci vuole per portare avanti queste cose. Quindi questa è sicuramente la cosa più importante che dobbiamo fare, perché non è un percorso che possiamo fare da soli, è, direi, entusiasmante. WSense è un esempio, non è l'unico, ne stiamo facendo altri, ed è un percorso praticamente tutto italiano e che ha due sponde: la sponda, diciamo, del Tirreno, la sponda dell'ecosistema che si è sempre sviluppato attorno alla Spezia, che ha una vocazione più militare, che spesso e da tanto tempo tradizionalmente collabora con la Marina Militare e anche con Fincantieri in alcuni ambiti, e poi c'è la sponda adriatica, e la sponda in particolare dell'Alto Adriatico, che ha una lunga tradizione e una bellissima filiera, una lunga tradizione, diciamo, nella parte più civile, quindi nella parte soprattutto legata all'oil and gas. Insomma, queste sono le due frontiere. Ripeto, avevo promesso di essere telegrafico, ma l'argomento è particolarmente interessante. Grazie, dottor Caffaro, grazie. Montalto di Saipem, se avesse adesso altri rappresentanti di piccole e medie aziende della regione, quale consiglio darebbe lei per rapportarsi in un polo come questo? Buttatevi, perché se state fermi a casa difficilmente riuscirete a fare qualche cosa di innovativo e qualche cosa che possa fare la differenza rispetto sto nella mia comfort zone, sopravvivo. Nel polo c'è la possibilità di fare cose nuove, cose innovative, cose in cui si rischia sulla propria pelle, perché lo diceva prima l'ammiraglio Nervi, è un cofinanziamento, quindi il 50% ce lo metto in tasca mia. Quindi ho tutti i motivi per cui devo far sì che questa cosa vada bene, perché altrimenti non mi pago neanche il caffè. Grazie. Naturalmente di WSense, naturalmente volevo vedere se il dottor Meggio era attento, era molto attento, visto. Quindi passiamo invece a Saipem. Ecco, qua un discorso sul futuro va fatto, perché è una tecnologia che si sta muovendo con velocità rapidissima, e quindi dove arriveremo e soprattutto qual è stato il bilancio del rapporto con il pubblico, con l'ente pubblico. Allora, telegrafico come i colleghi, dove andremo a colonizzare, come diciamo noi, sempre di più il fondo del mare. Abbiamo già sistemi residenti che operano in profondità senza necessitare di una nave, e questo avverrà sempre di più. Serve nel mondo civile, serve per essere pronti nel momento in cui bisogna trovare qualcosa o capire che cos'è, serve per fare ispezioni sempre più frequenti, per raccogliere dati, perché il dato, lo vediamo tutti, è l'elemento più prezioso. Tutte queste piattaforme servono per avere informazioni, altrimenti non vai a fare tutto questo. L'altra cosa fondamentale è che avremo la possibilità, il PNS lo dimostra, di testare. Io penso a un'università, penso a un'azienda, una PMI, un'azienda grande, poter passare da una ricerca, passatemi in termini, dalla carta all'acqua, ed è quello che noi stessi a 500 metri da qui abbiamo ormai da anni come area di test, quello che si svilupperà alla Spezia come area di test fino a 250 metri è fondamentale, perché bisogna sperimentare, cioè la ricerca si basa e l'industria ovviamente ha bisogno di provare con mano che qualcosa funziona e che su questo è maturo da poterlo vendere e credere. Le relazioni con le istituzioni sono, devo dire, la velocità, l'efficacia con cui si comunica, con cui si può dialogare, pianificare, con cui chiaramente si affrontano i problemi burocratici che
L'industria, parlo della grande industria, ci mette già di per sé e l'ente pubblico ovviamente poi deve gestire. È un dialogo continuo, ma è un dialogo virtuoso. E in questo devo dire che essere flessibili, investire e crederci è essenziale, perché le difficoltà ci sono, ma in futuro sarà sempre più veloce e sempre più snello il processo. Grazie. Grazie. Uno dei luoghi comuni è quello dell'ente pubblico, che magari nell'immaginario non sempre risponde con rapidità ed efficacia a quelli che sono gli stimoli del privato. In questo caso mi sembra che le cose stiano andando in verso opposto, e quindi un modello che è da proporre anche per le altre regioni. Come farlo, dottoressa Segatti? Di sentire dire da un'azienda che siamo una pubblica amministrazione efficace e veloce, voglio dire già una cartina dove ci possiamo promuovere bene. Quindi il nostro obiettivo è quello di sviluppare sempre di più questi modelli di attuazione di politiche industriali e di politiche della ricerca, attraverso questi modelli di partenariato pubblico-privato, dove nel pubblico appunto ci sono più istituzioni. Quindi il nostro compito è quello di continuare a promuovere questo modello con assoluta convinzione. E ora stiamo guardando con assoluto interesse, quindi ci piacerà sentire il prossimo panel anche questa nuova realtà che è la Fondazione. Grazie. Vado al Golfo di Napoli. Allora le chiedo, dottor Cavaliere, tecnologia, ecoambiente, abbiamo visto, c'è un equilibrio possibile, e in questo senso quale sarà il futuro? Ma prima di tutto una precisazione: in Campania ci sono 4 golfi, cioè non è solo quello di Napoli. Adesso che Trump ha cambiato uno. Adesso. No, lui ce l'ha con la Danimarca, no, non tanto. Comunque, prima di tutto diciamo che ci sono state 2 sfide vinte, una a livello nazionale con una scelta focalizzata di creare un polo della subacquea. L'ultimo polo che mi ricordavo è quello della chimica, però insomma un po' di anni fa, quindi bel coraggio, complimenti. L'altro è quella sempre che nasce da una focalizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, che è quella di parlare di mare, oceano, cioè subacquea, non mare, oceano, subacquea, e di aerospazio, sento oggi, no? Così. E farei ricordare a tutti quanti quella bellissima slide della Milaio Nervi con il paragone tra le tecnologie che rendono oggi fruibile l'ambiente aerospaziale rispetto a quello subacqueo. E quindi insomma è un parallelo. Bene, c'è anche se vogliamo, di costruire un aspetto di trasferimento di know-how tecnologico per verificare di non duplicare spese e altro tipo, no? Cioè, così, come si fa spesso in ambito diciamo accademico, scientifico, industriale, via discorrendo. Quindi questo è un ottimo inizio. Ovviamente il Polo Nazionale della Subacquea è un laboratorio fantastico per poter provare queste cose, però a mio modo di vedere ci sono 3 elementi da considerare. Uno è l'aspetto di differenziazione tra quello che è l'università e i centri pubblici di ricerca, gli enti pubblici di ricerca. Qual è la maggiore differenza? L'enorme numero di asset che sono posseduti dagli enti pubblici di ricerca. Stiamo parlando di miliardi di euro. Le università hanno le competenze e hanno invece la capacità didattica. Invece i centri pubblici di ricerca hanno gli asset e hanno i ricercatori come l'università. Quindi ci sono questi ambiti che si vanno a unificare dentro il porto. Ovviamente la governance degli asset degli uni e degli altri andrebbe tenuta presente in termini di governance, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quella delle appunto infrastrutture scientifiche che dicevo, e insomma questo è un elemento fondamentale da valorizzare
e qua il Ministero della Ricerca Scientifica ha messo in campo delle azioni per poter rendere sempre più disponibili questi elementi. Il terzo, attenzione, qua parliamo di aziende che si muovono, dice buttatevi, no? Giustamente, però dal punto di vista della ricerca scientifica e tecnologica noi non siamo preparati ad affrontare questi elementi. Bisogna spendere molto di più in termini di formazione rispetto a questo. Noi abbiamo i biologi, ma il biologo normalmente non gli piace o non vuole o non sa parlare con l'ingegnere, con la cosa, cioè è molto difficile. Io sono ingegnere, per cui dirigo un centro di ricerca fatto al 99,9% di biologi. Immaginate come vivo, mi sento molto solo. Allora, quindi rispetto a questo, cioè, questi sono i 3 elementi su cui bisogna spendere per cercare, e il polo costituisce un elemento, io lo chiamo un hub abilitante di tutto questo, non un soggetto che centralizza il valore, cioè che noi chiamiamo ma un landlord del passato, ma un keystone, una pietra d'angolo, così. Noi questo lo usiamo negli ecosistemi naturali, questo elemento, e quindi è un attore che oggi, unico in Italia, distribuisce valore e garantisce l'equilibrio del sistema. Quindi per noi è un'occasione, enti pubblici di ricerca che lavorano nel settore marino subacqueo, è fondamentale che appunto il polo continui in questa strada, tenendo conto di questi 3 suggerimenti che ho cercato di dare prima. Grazie. Grazie ingegnere. Last but not least, Sulligo dell'Università di Trieste. Un altro luogo comune è quello della difficoltà di trasferire i risultati della ricerca, soprattutto a livello universitario, direttamente alle aziende, in questo caso a un polo che raccoglie anche aziende private oltre che pubbliche. Quindi in questo caso anche si è sfatato un mito, cioè c'è stato un buon rapporto con il privato? Allora, certamente intanto il modo in cui sono presentati e classificati i vari, bandi o i singoli batch è molto chiaro sul TRL, sul livello di maturità tecnologica che viene richiesto ai risultati, quindi sai da dove parti, sai che tipo di risultati devi già avere alle spalle. Questo potrebbe essere per esempio il mestiere dell'università o dell'ente di ricerca, sai quanto li vuoi scalare in alto verso la fine del progetto, e questo aiuta a in qualche modo capire anche come creare la miglior cordata, la miglior compagine possibile, nella quale tra l'altro bisogna stare attenti. Voi avete visto per esempio i capi cordata, le aziende leader, molto spesso sono aziende, fino a questo momento la maggior parte era una grande industria, con delle verticali tecnologiche maturate in decenni. Allora, non è detto che debba essere per forza sempre una grande industria, però secondo me è importante avere nella cordata la parte industriale che abbia una parte industriale che abbia una profonda conoscenza delle applicazioni. Qui ci sono delle verticali estremamente settoriali, in un contesto tra l'altro che è anche piuttosto dove la proprietà intellettuale viene protetta e viene tutelata veramente ai massimi livelli. Quindi tra l'altro una delle cose che il polo riesce a fare è contemperare questo. Poi ci sono per esempio le aziende digitali, che sono più trasversali, sono abituate a velocità, a ritmi di evoluzione tecnologica molto più vasti, quindi va un po' contemperato, vanno contemperate le opportunità offerte dal digitale, senza però, sorvolare sulla specificità delle applicazioni. E le università e gli enti di ricerca, secondo me, devono lavorare proprio sulla parte di responsabilità scientifica, un responsabile scientifico che aiuti a valutare in maniera laica da un punto di vista tecnico-scientifico competenze, referenze, in modo che nessuno nasca tuttologo e effettivamente questa compagine, questa cordata dalla grande industria fino al PMI abbia tutte le complementarietà necessarie. Da quel che ho visto alcuni risultati dei primi batch. Mi pare questa cosa sull'avvio è stata fatta in maniera molto efficace, non sempre in tutti i contesti progettuali,
sui bandi istituzionali così di ricerca, con questo diciamo, si riesce a collimare perfettamente. Insomma, un po' come diceva anche il collega prima, magari non c'è una naturalezza di dialogo fra settori diversi, eccetera. Quindi, ma su questo mi pare le idee si siano messe in maniera molto chiara all'inizio, quindi diciamo poi patti chiari, amicizia lunga su questo. Grazie per i telegrammi. Chiudiamo perché il prossimo impegno incombe. Ringrazio tutti e spero e sono certo anzi che siamo riusciti a trasferire l'importanza del progetto e del lavoro del Polo fatto fino adesso, soprattutto le prospettive future strategiche per il Paese. Grazie. Buongiorno.